dramma a Francenigo di Gaierine, dove un noto artigiano si è tolto la vita dopo aver perso un'importante commessa di lavoro. Parlano le sorelle, non accusiamo nessuno, c'è soltanto dolore. Chi ha difficoltà si faccia avanti. Auto contro residenti di Ferrara si schianta contro un tir condotto da un autista di Giovera del Montello. Terribile incidente lungo la Romea, morti tutti e tre gli uomini nella vettura. A Miano un 55enne ha bruciato l'auto della convivente che era sottoposta a sequestro, panico tra i residenti, l'uomo è già rientrato a casa, adesso abbiamo paura, dicono i vicini. Omicidio di Fontanafredda, domani gli interrogatori e le udienze di convalida per il killer. Il padre è molto provato, racconta il difensore del 34enne che ha sparato e ucciso il connazionale. Depositate le motivazioni della sentenza di ergastolo per Filippo Turetta, non accettava l'autonomia di Giulia, l'esclusione dell'aggravante della crudeltà, coltellata alla cieca perché era inesperto. Saranno i giovani i protagonisti della 173esima festa della polizia giovedì a Treviso, l'invito del questore, vi aspettiamo. Presentato all'ufficio centrale di posta in piazza Vittoria a Treviso il servizio di rilascio dei passaporti già attivo da dicembre, già oltre 1600 documenti in 4 mesi. Poco più di 2 mesi alla Dunata Tridente delle Penne Nere che festeggerà i 100 anni della sezione di Conegliano, attese 40.000 persone, lavori di ristrutturazione alla scalinata degli Alpini che sarà inaugurata il 24 maggio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Treviso, questi dunque i titoli, ma subito come sempre, come ogni lunedì e ogni martedì, vediamo il sondaggio che abbiamo già lanciato nella nostra prima edizione, che è un sondaggio dedicato alla politica, è uno dei temi che sono emersi ovviamente dal Congresso federale della Lega a Firenze. Vannacci, come sapete, ha preso la tessera della Lega, è un passo verso la vice segreteria federale. Vannacci vice segretario della Lega, sì, 0422 162 6691 se per voi è il giusto percorso del generale Vannacci, oppure 0422 162 6690 se invece per voi non è una buona scelta quella di un Vannacci vice segretario federale della Lega. Come sempre chiamata gratuita e non preoccupatevi se sentite il numero occupato, ogni tanto ci chiamate ancora per questo che ritenete un problema e il problema non è, il sistema raccoglie e registra la vostra scelta nell'uno e nell'altro caso, quindi non è prevista una risposta, diciamo, alla chiamata. Continuate dunque a mandare il vostro pensiero su questa vicenda, su questo tema, anche dopo il telegiornale di Treviso, e come sempre questa sera a Ring con Ferdinando Varino l'esito di questo tema, che è uno dei temi indubbiamente emersi dal Congresso federale della Lega. Allora adesso apriamo la pagina della cronaca, andiamo a Francenigo di Gaierine, dove un noto artigiano di 57 anni si è tolto la vita dopo aver perso un'importante commessa da parte di un'azienda americana. Parlano le sorelle. La comunicazione è stata che nell'arco di 2 o 3 mesi non sarebbero state più erogate altre commesse, e essendo questo il cliente principale tra gli altri, ovviamente sono stati fatti delle valutazioni in merito al fatto di portare avanti l'azienda oppure no. E questo ovviamente è un passo pesante per tutti. La perdita di quella commessa, cruciale per il proseguimento della sua impresa, era diventata evidentemente un macigno per Lino Rosada, 57enne di Francenigo, trovato senza vita domenica mattina dal padre. Un gesto estremo, quello dell'uomo che lascia attonita un'intera comunità dove era molto noto, e sotto shock le sorelle Maria Assunta e Katiuscia. Proprio Katiuscia, accanto a Lino, portava avanti da decenni l'attività familiare specializzata in schede elettroniche. Il committente, una multinazionale americana con sede in Germania, aveva trasmesso la sua comunicazione a fine marzo. Da lì la decisione per fratello e sorella di voltare pagina. Si è discusso insieme sul nostro futuro, se era sostenibile o no portare avanti l'azienda, e abbiamo deciso di comune accordo che il passo sarebbe stato quello di chiudere e di rimetterci in gioco, però con un'attività da dipendente. Insomma, mio fratello aveva già diversi colloqui, e, fra l'altro anche in questi giorni, e quindi non ho mai avuto nessun segnale che potesse avere un crollo così. È un fulmine a ciel sereno. Il 57enne probabilmente già viveva un periodo di fragilità dopo la morte della madre. Le sorelle stanno affrontando tutto con estrema dignità.
c'è tanto dolore e non ho la minima intenzione di lanciare accusa contro qualcuno o sicuramente di andare a mettere il dito contro qualcuno. C'è un grande dolore che dobbiamo sopportare. Non vogliono strumentalizzazioni, Catiuscia e Maria Assunta. I dazi, per essere più chiari, non c'entrano nulla. Credo che le decisioni dell'azienda siano state ben più pregresse di quello che sta facendo ora la politica americana. Restano il ricordo del fratello molto attivo nel volontariato e appassionato di aeronautica e un messaggio a chi sta vivendo un momento difficile. La cosa che bisogna fare è parlare, non aver paura del giudizio degli altri e di chiedere aiuto, perché c'è sempre qualcuno in ascolto e sempre qualcuno che può aiutare. È sensibile, sì, perché era molto sensibile, molto attento alle piccolezze che ti capitavano, sempre presente. Una persona anche garbata, che sapeva stare al suo posto e rispettosa di tutti. E si vivono ore d'angoscia dal Tivole per la scomparsa di Daniele Mocellin, 34enne, che si è allontanato dalla propria abitazione il 2 aprile scorso senza tornare, facendo perdere le sue tracce. Mocellin è alto circa 1,80 m, lo vedete in questa immagine, di corporatura media, capelli corti di colore castano tendente al rosso e occhi verde e marroni. Si è allontanato con un'autovettura Renault Scenic di colore nero avente targa EB830ZX, ripeto il numero, la targa EB830ZX Renault Scenic. Al momento dell'allontanamento probabilmente indossava jeans di colore blu scuro e felpa di colore chiaro. Chiunque ovviamente ha visti questa persona o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. Una tragedia avvenuta nel pomeriggio, il ritrovamento di un 70enne, Sergio Darwos di Cappella Maggiore, che è stato rinvenuto nel laghetto dell'Enel a Fregona. Sono intervenuti i carabinieri, un decesso che è da ascriversi a un incidente o a un malore mentre l'anziano stava raccogliendo erbe, dunque un malore fatale, oppure l'uomo è scivolato, è finito nel laghetto dell'Enel e purtroppo è morto. Il 70enne Sergio Darwos di Cappella Maggiore. La tragedia si è consumata a Fregona. Un'altra tragedia, la tragedia della strada, c'era un 54enne di Giavera del Montello alla guida del tir che nel pomeriggio si è schiantato contro un'auto a Connevigo lungo la Romea. Siamo nel Padovano. A perdere la vita tutti e tre gli occupanti della vettura residenti nella provincia di Ferrara. La parte anteriore dell'auto ingoiata dalle lamiere del guardrail, quel che resta della Renault Scenic che si è trasformata in una gabbia mortale. L'ennesimo incidente stradale questo pomeriggio, poco dopo le 15, lungo la strada statale Romea all'altezza di Crosara di Codevigo. A perdere la vita 3 uomini che si trovavano a bordo della vettura. Sembra che l'auto che viaggiava in direzione Chioggia si sia scontrata frontalmente dopo una manovra azzardata contro un tir che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato talmente violento che la macchina è stata sbalzata contro il guardrail. A bordo c'erano 3 uomini di 67, 66 e 52 anni. I 2 sessantenni residenti in provincia di Ferrara sono morti sul colpo, mentre il 52enne è stato trasportato con l'elicottero in ospedale a Padova. Le sue condizioni però erano parse fin da subito disperate ed è deceduto poco dopo. Ferito leggermente il conducente del mezzo pesante. Sul posto è arrivata la polizia stradale di Pieve di Sacco per i rilievi e i carabinieri per deviare il traffico lungo le strade alternative. La dinamica dello schianto verrà chiarita dai rilievi, anche se sembra esserci all'origine un sorpasso. La viabilità lungo la Romea ha subito pesanti ripercussioni e si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. E poi a Miane l'incendio doloso provocato da un 55enne che ha bruciato l'auto della convivente, panico tra i residenti perché il rogo era vicino ai contatori del gas. Un 55enne che è rientrato già nel pomeriggio di oggi a casa. Abbiamo paura, affermano nel quartiere, si chiede un intervento risolutivo. Prima lo scoppio, poi le fiamme altissime che hanno come squarciato la notte alle porte di Campea, frazione di Miane. Sono da poco passate le 2 in via Cavallotto, ad andare a fuoco una Porsche Panamera, la mobilitazione generale. Io ho avvisato più condomini che potevo, perché purtroppo è vicino ai contatori del gas e la preoccupazione era quella, insomma. Ho avvisato a tutti di chiudere il gas dentro e dopo ci siamo allontanati.
C'è stato panico. Certo. Sul posto arrivano i carabinieri di Cison di Valmarino e i vigili del fuoco da Vittorio Veneto. Si capisce subito che si tratta di un incendio doloso. Ad appiccarlo un 55enne di origini inglesi, convivente della proprietaria 61enne dell'auto. Abita a ridosso del luogo del rogo in una palazzina. È lui stesso ad ammetterlo, dicendo ai militari di averlo fatto in un momento di nervosismo. La Porsche non era utilizzabile perché sotto sequestro amministrativo dopo una sequela di violazioni al codice della strada. Lo stesso 55enne riporta delusioni lievi e rientra a casa nello sconcerto generale nel pomeriggio. L'uomo è infatti noto per atteggiamenti aggressivi. I residenti hanno paura. Lei da ieri sera che noi siamo ansiosi e lui non è la prima volta che fa queste cose. Toni accesi e strattonamenti sarebbero dunque frequenti. La situazione è monitorata dai carabinieri. La notte scorsa però si è superato il segno e ora il timore che possa ricapitare in questo angolo di Miane. Si chiede un intervento urgente. Da Miane a Fontanafredda, l'omicidio di Fontanafredda che ha avuto il suo epilogo, come sapete, a Orsago. Domani gli interrogatori e le udienze di convalida per l'esecutore materiale del delitto e anche il padre. Il primo sarà sentito in carcere a Treviso, l'altro a Pordenone. Roger Sciota, 34 anni, secondo il legale l'avvocato trevigiano Guido Galletti, non sarebbe nelle condizioni fisiche e mentali di rispondere alle domande del magistrato. È molto provato, ha spiegato il difensore, con tutta probabilità si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'uomo, incensurato, è stato accusato di omicidio premeditato, porto abusivo di armi e ricettazioni. L'udienza di convalida sarà nel carcere di Treviso, dove è stato portato dopo essersi costituito ad Orsago presso l'azienda del suo datore di lavoro. Nelle stesse ore verrà sentito anche il padre Pren Sciota, che si trova a Pordenone con l'accusa di concorso in omicidio. Intanto le indagini dei carabinieri per verificare come il 34enne sia venuto in possesso della beretta 765 sparita da Magnacavallo in provincia di Ravenna e utilizzata per uccidere Vladimir Topiana, albanese 43enne, raggiunto da 3 colpi, uno dei quali alla testa. Nel luogo del delitto, davanti al bar, le tracce di una tragedia che si è consumata in un attimo. Recuperato anche il bossolo che si era conficcato in un'azienda accanto al locale. Ieri, facendo le piccole pulizie, perché hanno lasciato il tappetino che era sporco, buttarlo via, abbiamo aperto le grate e abbiamo trovato un proiettile deformato sulla pista dei binari, insomma. Il movente del delitto potrebbe essere una proprietà contesa in Albania, un contenzioso che sarebbe arrivato fino in Italia, ma su questo ci sono indagini ancora in corso. Intanto la ricostruzione del delitto sembra chiara. La vittima si trovava al bar assieme a 2 amici quando in zona è arrivata la Passat bianca con a bordo i 2 Sciota, anch'essi albanesi residenti nel Pordenonese. In un attimo è iniziata una lite furibonda. Gli amici di Topiana hanno tentato di dividerli senza riuscirci. Poi tutto è degenerato. Il 43enne ha morso Pren, 66 anni, all'orecchio, tanto da mozzarglielo. A quel punto il figlio ha estratto la pistola ed ha fatto fuoco, lasciando la vittima a terra in una puzza di sangue. Dopo aver fatto scendere il padre nella frazione di San Michele, dove i carabinieri lo hanno rintracciato, si è diretto verso Orsago ed ha suonato al suo datore di lavoro, che lo ha convinto a costituirsi. All'arrivo dei carabinieri ha ammesso l'omicidio. La pistola era ancora in macchina. Ora si è chiuso nel silenzio. A Fontanafredda i cittadini sono ancora sotto shock, così come ad Orsago, dove nessuno riesce a capacitarsi di come un giovane incensurato, considerato tranquillo e lavoratore, si sia armato e abbia fatto fuoco. Sotto shock erano tutte le persone che conoscevano Filippo Turetta finché si è rivelato essere l'assassino feroce di Giulia Cecchettin. Il 3 dicembre scorso la sentenza dell'ergastolo, sono state depositate le motivazioni di quella sentenza. Io soffrivo di questa cosa e volevo tornare insieme, lei non voleva e quindi non so, mi faceva arrabbiare che non volesse. Volevo che il nostro, non so, tra virgolette, il nostro destino fosse lo stesso.
per entrambi. Filippo Turetta non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Lo scrivono i giudici della Corte d'Assise di Venezia nelle motivazioni della condanna all'ergastolo pronunciata il 3 dicembre scorso. A motivare la sentenza l'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato. Motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna. Con Filippo Giulia non voleva più stare, aveva voltato pagina e portava avanti la sua vita. La laurea era ormai prossima. Il sabato precedente, l'11 novembre 2023, il piano di Turetta, premeditato, ha brutalmente interrotto quel percorso. Ho ipotizzato questo piano, questa cosa, di rapirla con me, stare qualche tempo un po' insieme, poi farle inevitabilmente del male e sì, togliere la vita. Ma le ammissioni di Turetta per i giudici che lo hanno condannato all'ergastolo sono state insufficienti. Il 23enne di Torreglia si è limitato ad ammettere solo le circostanze per le quali vi era già ampia prova in atti e anzi in più fasi ha apertamente mentito per nascondere gravi circostanze a suo carico, come emerge dalle intercettazioni delle conversazioni in carcere tra lui e i genitori. Di contro, i magistrati spiegano perché non è stata riconosciuta l'aggravante della crudeltà. La dinamica dell'omicidio di Giulia non permette di desumere con certezza e al di là di ogni ragionevole dubbio che Filippo Turetta volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive. Il numero di coltellate, 75, non è sufficiente a provarlo. Non sarebbe stato un modo per infierire crudelmente o far scempio della vittima, ma conseguenza della inesperienza e della inabilità di Turetta, che a processo raccontava così quegli istanti. Io ricordo che avevo il coltello in mano, a un certo punto avevo solo il manico, quindi non so, in qualche modo deve essersi rotto, forse l'ho colpita, forse ho colpito il pavimento. Turetta ha colpito alla cieca fino a quando ha capito che Giulia era morta. Un'aggressione durata complessivamente 20 minuti, lasso di tempo durante il quale Giulia ha avuto la possibilità di percepire l'imminente morte. Ma del fatto che la prolungata agonia sia stata voluta da Turetta per far soffrire ulteriormente la ragazza, per i giudici non c'è prova. Un delitto dopo il quale il ragazzo ha tuttavia mantenuto lucidità e razionalità, dimostrata dalla chiara e innegabile volontà di nascondere il corpo in modo quantomeno da ritardarne il ritrovamento. Infine l'aggravante dello stalking, esclusa perché gli atti persecutori ebbero una cornice temporale circoscritta e non ingenerarono nella studentessa di Vigonovo uno stato di ansia, di paura per la sua incolumità. Molestata ripetutamente a casa di un'amica della mamma, i fatti sono avvenuti a Possagno nel 2022. La minore, che oggi ha 17 anni, ha denunciato e identificato il suo molestatore, un 43enne di origini romene, che ora è a processo. La ragazzina all'epoca aveva 15 anni, la mamma. Entrambe erano state ospitate a casa di un'amica che viveva con il 43enne. Subito l'uomo aveva rivolto le sue attenzioni alla minore, prima l'aveva baciata, toccata nelle parti intime, fino a chiederle di avere rapporti sessuali con lui. La giovane si era poi confidata con la mamma, insieme erano andate ai carabinieri per sporgere denuncia. In fase di indagine la minore aveva ripetuto ai carabinieri tutte le accuse, aveva riconosciuto il suo violentatore attraverso alcune foto segnaletiche dell'uomo, che risulta essere un pregiudicato. Ancora la cronaca, l'ennesimo incidente di parapendio sul massiccio del Grappa. Ennesimo incidente di parapendio sul massiccio del Grappa, dove un pilota svizzero di 55 anni è precipitato in Valle Cornosega a Borso del Grappa. Dopo l'allarme è partita l'ambulanza con medico e infermiere da Crespano che hanno recuperato il ferito in una zona piuttosto impervia con la collaborazione di una locale guida alpina, per poi consegnarlo al personale dell'elisoccorso di Pieve di Cadore. Il pilota presentava un trauma al volto e alla schiena ed è stato portato a Cafoncello per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Si tratta del terzo incidente nel giro di pochi giorni, dopo l'infortunio dall'esito mortale che sabato ha visto protagonista un anziano pilota tedesco. L'uomo, che probabilmente non si era assicurato bene al momento del decollo, è precipitato da grande altezza nel giardino di una casa di Borso. Ancora controlli per la sicurezza, sono settimane di fuoco per le forze dell'ordine nel Vittoriese, ma non solo, i carabinieri in azione.
Sono stati giorni di controlli straordinari nel quartiere del Piave con i carabinieri di Vittorio Veneto che hanno battuto il territorio con i colleghi delle squadre di intervento operativo, il SIO del 4° battaglione Mestre, sorvegliati speciali la statale di Alemagna, la stazione di Vittorio Veneto, ma anche il centro di Pieve di Soligo, dove dopo una segnalazione di schiamazzi notturni è scattata una denuncia per spaccio di droga con 8 grammi di cocaina trovati nell'abitazione di un 22enne. Sempre a Pieve di Soligo un 52enne è stato condotto in carcere dopo aver violato gli arresti domiciliari. A Colle Umberto il caso più eclatante, con un uomo di 56 anni denunciato per guida senza patente, documento mai conseguito, nonché recidivo. Controlli che erano stati richiesti anche in un recente incontro in prefettura dei sindaci dell'area, in particolare Vittorio Veneto, dopo un inizio anno difficile. Penso che anche la zona alta del Trevigiano sia una zona che ormai è attenzionata rispetto ai furti, agli episodi di microcriminalità, e quindi per questo ringraziamo anche le forze dell'ordine che hanno accolto questo appello da parte di tutti gli amministratori. Sappiamo anche che il personale a disposizione non è sempre il massimo, nel senso che naturalmente facciamo i conti anche con le forze che mette a disposizione l'Arma, però certo che avere una cosa più strutturata sul territorio aiuterebbe. Dai carabinieri alla polizia che si appresta a festeggiare i 173 anni, la festa giovedì, e grandi protagonisti saranno i giovani. Saranno 3 i giovani premiati alla festa della polizia, ragazzi che si sono distinti nel mondo dello sport e della musica e per un episodio di grande senso civico. A consegnare uno dei riconoscimenti un campione, Adriano Panatta. Il 173esimo anniversario della fondazione della polizia sarà dedicato proprio ai giovani in un momento storico delicato e difficile. Proprio nell'ambito della prevenzione il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha impresso un'accelerazione in città. Nel gennaio 2025 sono quintuplicati i controlli rispetto allo stesso periodo del 2024. I ragazzi saranno i protagonisti di questa festa, abbiamo una responsabilità verso di loro e verso il loro futuro, ha spiegato. Se noi improntassimo la nostra azione solo sulla repressione sarebbe un fallimento per la società. L'invito del questore è rivolto ai giovani. Il nostro claim è esserci sempre, noi ci vogliamo essere in una delle piazze più centrali di Treviso, quindi proprio al centro della città, e porte aperte ai giovani. Il nostro 173esimo anniversario vogliamo che siano loro i protagonisti. La cerimonia si terrà giovedì 10 aprile presso la Camera di Commercio. Dalle 9 in Piazza Borsa sarà attivo il villaggio della polizia con stand della questura e delle specialità che divulgheranno i valori della legalità e della sicurezza e illustreranno alla cittadinanza e alle scolaresche presenti le attività della Polizia di Stato in provincia. Saranno messi in mostra numerosi veicoli del passato e del presente con dimostrazioni ad opera della Polizia Stradale che accompagnerà i visitatori in un percorso volto a far comprendere i rischi connessi alla circolazione stradale. Saranno inoltre presenti le unità cinofile e gli artificieri della Polizia di Stato. La cerimonia avrà inizio alle 10 in questura con la deposizione di una corona d'alloro alla lapide in ricordo dei caduti della Polizia di Stato da parte del questore e del prefetto di Treviso. Il messaggio del questore ai giovani: ce la possiamo fare, basta avere degli ideali, dei valori e crederci. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso, e proprio nel capoluogo della Marca andiamo per parlare dei passaporti alle poste. Sono oltre 1.600 i passaporti rilasciati direttamente agli uffici postali della Marca nei primi 4 mesi di avvio del servizio, frutto della convenzione firmata da Poste Italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nei 12 uffici postali del capoluogo è attivo dal 10 dicembre, così come in altri 83 sportelli della provincia. Basta prenotarsi e recarsi in ufficio postale il giorno dell'appuntamento. Il cittadino dovrà portare con sé tutta la documentazione prevista. E il collega sportello, attraverso un'avanzata piattaforma tecnologica, procederà a raccogliere le informazioni e i dati biometrici, l'impronta digitale, le fototesse del
il cittadino e a trasmetterli al punto di polizia di riferimento. Dopodiché, dopo poco tempo, il cliente potrà, se vuole, ricevere il passaporto direttamente a casa consegnato da Poste Italiane. Il vantaggio sicuramente è quello di evitare, come dire, le eventuali come dire, appuntamenti in questura o in commissariato, e soprattutto per chi abita in provincia, in luoghi abbastanza lontani, quello di recarsi presso l'ufficio postale sotto casa e fare il passaporto. Lasciati alle spalle i mesi post-Covid con lunghe attese per il rilascio o il rinnovo del passaporto, le tempistiche si sono normalizzate e le procedure sono ora più snelle. Grazie al progetto Polis, le mansioni di cui si stanno facendo carico gli uffici postali stanno dunque aumentando. Consente di dare possibilità anche a Poste Italiane, nella riorganizzazione delle proprie strutture, di tenere aperti e in vita appunto questi presidi di servizi e sociali che io ritengo davvero importanti. Mi piacerebbe un domani poter allargare ancora di più le opportunità che in questi uffici postali si possono cogliere, tipo pensando a dei servizi legati all'anagrafe. Credo che questa sia la direzione giusta per tenere aperti i presidi nei quartieri, per quanto riguarda le città, e nei piccoli comuni. Adesso al Vinitaly di Verona, dove continua a tenere banco ovviamente il tema dei dazi, ma stando ai numeri il Prosecco potrebbe uscirne senza troppi danni. A Verona per noi Lucio Zanato. Penultimo giorno di Vinitaly qui a Verona e la prima notizia è che si respira aria positiva. Perché? Perché c'è una bella presenza di buyer americani, ma buyer anche da tutto il mondo, cioè quindi compratori. Significa quindi che il mercato sta tirando ed è il primo segnale che deve arrivare dopo giorni di tensioni e di timori per quanto riguarda i dazi americani. L'altro dato invece che vogliamo approfondire è quello del valore di questa incidenza del dazio per quanto riguarda i nostri vini. Allora siamo con Franco Passador, amministratore delegato delle cantine Vivo, che ricordiamo è una delle più grandi cantine italiane. Intanto qual è la sensazione a un giorno dalla chiusura di questo Vinitaly 2025? La sensazione è positiva, nettamente positiva, perché oltre ad operatori nazionali abbiamo una buona affluenza di buyer americani, ma anche del continente asiatico, giapponesi e via dicendo, quindi bene, complessivamente molto bene. Ecco, voi avete fatto anche un calcolo su quanto inciderà il dazio, ad esempio, su una bottiglia di Prosecco DOC in America? Certo, sì, abbiamo fatto queste valutazioni. L'incidenza dei maggiori dazi introdotti dal presidente Trump sarà di circa €1,50 la bottiglia. Quindi non un grande prezzo, quindi paradossalmente potremmo andare a occupare invece spazi di altri vini, mi viene in mente lo champagne che costa molto di più. Sicuramente si apre una fascia nel segmento spumanti molto ma molto interessante per il nostro Prosecco, una fascia con un prezzo più abbordabile, passatemi questo termine, e credo che questo potrà sicuramente lenire il problema dazi. Quindi dal Vinitaly 2025 qual è il messaggio ai nostri produttori ma anche al mondo che ruota attorno a questo prodotto, cioè il Prosecco? È un messaggio positivo, è un messaggio che mi sento di dire: manteniamo la calma, manteniamo la fermezza, sviluppiamo le nostre attività commerciali anche in altri mercati, ma credo che ce la faremo anche questa volta verso un risultato positivo. Lucio Zanato, che ieri invece ci ha raccontato le emozioni della cerimonia del 7 aprile, il ricordo del bombardamento di Treviso. C'è una polemica legata al 7 aprile, l'attacco del capogruppo del PD in Consiglio Comunale Treviso Stefano Pelloni, che in una nota scrive: esprimiamo sconcerto e indignazione per il comportamento dell'assessore Gloria Sernagiotto, delegata all'istruzione e alle politiche giovanili, che ieri ha scelto di disertare la cerimonia ufficiale in ricordo del tragico bombardamento del 1944 per partecipare al Vinitaly di Verona, dove non ha mancato, lo vediamo, di immortalarsi in molti selfie mentre la città rendeva omaggio alle sue vittime. Un appuntamento, quello del 7 aprile, di fondamentale importanza, dice Pelloni, per la memoria collettiva. È grave che l'assessore alle politiche scolastiche non abbia ritenuto
Importante essere presente al fianco di insegnanti e studenti a Treviso. Ricordiamo, l'assessore Sernagiotto continua a Pelloni che il suo ruolo è retribuito con denaro pubblico e dunque è lecito chiedere con quale legittimità abbia deciso in una giornata lavorativa, peraltro, di recarsi a un evento fieristico senza alcun legame con le sue deleghe e con le funzioni istituzionali del Comune di Treviso. Chiediamo pubblicamente al sindaco Conte, continua Pelloni, di spiegarci se l'assessore fosse in missione ufficiale per il Comune e in caso contrario se questa sua assenza a un appuntamento importante istituzionale di tale rilievo fosse condivisa con lui e con la Giunta. Quindi la dura presa di posizione del capogruppo Stefano Pelloni per l'assenza di Gloria Sernagiotto. In attesa di sentire la risposta di Conte a questa richiesta forte di Pelloni del Partito Democratico, Conte risponde alla tirata d'orecchio, legata sempre al 7 aprile, dello sceriffo Gentilini, ieri per la prima volta assente alla cerimonia del 7 aprile, un Gentilini che ai nostri microfoni al Primo Cittadino ha fatto presente che ai sopravvissuti del bombardamento e in generale ai più anziani sarebbe stato il caso di mettere a disposizione un mezzo per trasportarli fino alla piazza. Allora sentiamo come ha risposto Conte a Gentilini. Anche questa volta ha ragione Giancarlo Gentilini, farò tesoro di questa sua osservazione come tutte quelle che quotidianamente fa, anzi colgo l'occasione di questo servizio per chiedere a Giancarlo Gentilini di continuare a darmi tutti questi consigli, perché effettivamente il prossimo anno ci organizzeremo, magari coinvolgendo anche la MOM, per tutti quei cittadini che poi sono anche i reali testimoni di quanto è successo, per agevolare l'arrivo in piazza. Quindi innanzitutto mi scuso con Giancarlo, però noi siamo andati avanti un po' come da abitudine, come organizzato negli anni scorsi. Il prossimo anno staremo più attenti, però devo dire che già quest'anno l'autobus comunque che si spostava dalla chiesa votiva alla piazza dei Signori lo abbiamo organizzato. Il prossimo anno cercheremo di capire se ci sono delle persone che hanno bisogno anche di essere realmente accompagnate a casa. Grazie a Giancarlo, mi scuso per questo piccolo disservizio, però faccio tesoro dei suoi consigli. Queste dunque le scuse di Conte, assente giustificato Gentilini, meno giustificata, almeno secondo punto Stefano Pelloni del PD, Gloria Sernagiotto. Vedremo come domani risponderà Conte alla richiesta di chiarimenti da parte di Pelloni. Gentilini, alpino doc, e a proposito di alpini, ci si avvicina alla Triveneta di Conegliano e un primo passo, prima di raccontare come ci si prepara all'evento, un primo passo è proprio fisico ed è il restauro della gradinata degli alpini di Conegliano, un restauro che sarà ultimato il 24 di maggio. Il 24 maggio alle 11 Conegliano avrà la sua nuova gradinata degli alpini, o meglio, più che nuova, restaurata. Costruita nell'ottobre del 1950, a distanza di 75 anni, sta per essere restituita alla città dopo i lavori di sistemazione. Il momento giusto era proprio a ridosso della Dunata Alpina di giugno. Quando il sindaco abbiamo chiesto qual era il punto, un'opera da fare nella città, lui ha detto proprio la scalinata, dovete farla vostra, dovete farla la scalinata degli alpini di Conegliano, e da là questo intervento di riqualificazione della scalinata. Ci aspettiamo un evento che veramente faccia risplendere, chiamiamolo così, faccia risplendere il sole anche in questa città di Conegliano, che è una città che ha storia, che ha arte, è nelle colline dell'UNESCO. Un'operazione costosa che però ha trovato un prezioso alleato della città e degli alpini e un contributo di 100.000 euro per un bene della collettività. Quando una delegazione di alpini si è presentata da noi per presentare quest'opera di riqualificazione della gradinata degli alpini, abbiamo aderito con entusiasmo, proprio perché volevamo anche in occasione del centenario dare un contributo che fosse anche, diciamo così, che potesse rimanere anche nel futuro. C'era insomma da rinnovare l'immagine, ma anche da riparare i pennoni dell'alzabandiera, vecchi e rovinati. Rinnovare quell'immagine della scalinata, dove chiaramente non posso dare magari indicazione con dei blocchi marmorei dove inseriamo appunto questi due alzabandiera. E come dicevamo, ormai poco più di 2 mesi a quella che è una doppia festa ai 100 anni della sezione e ovviamente la Triveneta.
3 giorni di festa, mancano 2 mesi alla Dunata Triveneta degli Alpini e Conegliano, che festeggia i 100 anni della sua sezione, il 13, 14 e 15 giugno sarà pacificamente invasa da 40.000 amici delle Penne Nere. Il lavoro di preparazione è iniziato più di 6 mesi fa. La sezione di Conegliano conta 5.200 iscritti, coinvolge 17 comuni e 30 gruppi e per salutare questo traguardo, alla Dunata di giugno sfileranno per il centro di Conegliano almeno 15.000 alpini. Un format che da mesi vede gli alpini concentrati in eventi culturali che si sono proseguiti in questi mesi qua. Ci saranno 3 giorni incredibili per Conegliano, per cui venerdì e sabato in preparazione, poi la domenica la sfilata. Un messaggio ai giovani per far capire che i valori degli alpini non sono, come qualcuno vorrebbe far credere, valori anacronistici, ma sono valori che oggi più che mai possono essere alla base della crescita di ognuno di noi. Abbiamo delle sezioni anche in centro-sud Italia che saranno presenti a questo centenario, quindi ci sarà un lustro notevole da parte delle sezioni nazionali e anche straniere, perché so che arriveranno anche dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia. Una Dunata per ricordare anche i vecchi, gli alpini che non ci sono più, e per celebrare quello che è un patrimonio dell'UNESCO da luglio del 2019. Abbiamo ancora numeri consistenti, stiamo lavorando anche con le truppe alpine, quindi i ragazzi che entrano nel corpo degli alpini si tesserano con noi, quindi lo stato di salute è ottimo proprio per tutte le iniziative che vengono fatte dalle nostre sezioni in Italia e dai gruppi. Enorme l'impegno dei volontari, saranno oltre 200 per garantire la sicurezza insieme alle forze dell'ordine. È un impegno soprattutto anche per i volontari che prendono parte, in quanto sacrificano la loro festa per riuscire a garantire un'adeguata cornice di sicurezza all'evento. Il momento clou la domenica mattina, dalle 7 l'ammassamento delle Penne Nere, poi il via alla sfilata, previste modifiche alla viabilità e sul sito della sezione le mappe interattive con tutte le informazioni. È iniziato il conto alla rovescia. Inutile dire che ci saremo per raccontarla, ovviamente in diretta. Andiamo adesso nel Bellunese. In primo piano parliamo degli incendi a Rocca Pietore e a Sofranco con gli aggiornamenti della Protezione Civile regionale. A Sofranco ieri sera la situazione è stata definita sotto controllo, pur essendo necessaria la bonifica da terra. L'elicottero della regione ha effettuato complessivamente 40 lanci, coprendo un'area stimata in circa 4.000 metri quadrati. A Rocca Pietore le fiamme hanno completamente distrutto un rustico e danneggiato parzialmente un altro edificio limitrofo in un'area innevata difficile da raggiungere. L'elicottero della Protezione Civile ha effettuato un paio di lanci per mettere in sicurezza la seconda baita. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco che hanno proseguito la bonifica direttamente da terra. Parliamo adesso dei cosiddetti lupi confidenti. C'è forte preoccupazione tra la popolazione di Seren del Grappa dopo la diffusione di un video che mostra un branco passeggiare indisturbato nei prati di Rasai. Il problema lupo è iniziato alcuni anni fa con delle presenze sempre magari limitate alle zone montane, quindi alle zone più marginali del nostro comune. Sono via via aumentate ed oggi, come vedete anche in queste immagini, e qui sono immagini praticamente in centro abitato a Porcen, ma anche questa mattina alle 7, quindi in pieno giorno in centro abitato a Rasai. Venerdì scorso idem, 5 lupi, un branco di lupi, quindi sempre percorrendo le strade di Rasai. Ecco che è diventato un problema quotidiano. Il fenomeno della presenza dei lupi sta diventando sempre più critico nel Basso Feltrino. Il video girato venerdì scorso a Porcen parla da solo. È una comunità, quella di Seren del Grappa, ne affronta i disagi. I cittadini sono preoccupati, le attività agricole e zootecniche stanno subendo danni considerevoli. Per il sindaco Dario Scopel la situazione non può più essere sottovalutata. A mio avviso non c'è neppure la capacità di riuscire a capire effettivamente quale sia l'entità del problema, non si riesce a gestire il problema, non si riesce ad avere il numero effettivo degli esemplari sul territorio, non dico soltanto serenese ma dico a livello bellunese, e credo ormai si sia arrivati ad un punto in cui bisogna assolutamente agire. A Ring, incalzato da Christian Arboit, Scopel, che è anche coordinatore provinciale di Forza Italia, non ha potuto negare l'urgenza di soluzioni per gestire l'emergenza, perché tale
è se è vero come è vero che i lupi sono stati osservati a 15 metri dalle case di Rasai, nella zona industriale e artigianale di Seren, luoghi perciò antropizzati. Di questo tema abbiamo parlato oggi col commissario Hansen, perché per esempio anche i miei colleghi del Trentino e dell'Alto Adige, che hanno una situazione come noi del resto ormai, e le immagini sono evidenti, di presenza massiccia del lupo, abbiamo chiesto un cambio di rotta. Che non vuol dire sparare al grande predatore, ma contenerne la sua diffusione laddove è dimostrato un eccesso della presenza. In tutti i paesi europei la tendenza è questa, eccetto in Italia, afferma l'assessore regionale Federico Caner. Il problema che abbiamo in Italia è che abbiamo l'INSPRA, che è un istituto che da questo punto di vista fa i censimenti e dà i pareri, che purtroppo noi come regioni, tutte italiane, indipendentemente dal colore politico, lo abbiamo denunciato, molto spesso questi censimenti erano sottostimati rispetto alla realtà. A Feltre adesso, dove stamattina c'è stata l'assemblea annuale di Lattebusche. Un cielo azzurro offuscato da nubi minacciose, una metafora per le sfide future, quella scelta come immagine che celebra assemblea e compleanno di Lattebusche da record. La maggior quantità di latte conferito dai soci, il maggior fatturato di sempre, e soprattutto per quanto riguarda i produttori ovviamente la redditività che è la più alta di sempre, con un 9%, quindi una percentuale molto importante in più rispetto allo scorso anno. E allora leggiamolo il numero del fatturato che nel 2024 ha raggiunto i 155 milioni con una crescita dell'8% nonostante le incertezze. Il capitale sociale di Lattebusche, la più grande cooperativa lattiero-casearia del Veneto, oggi arriva a quasi 11 milioni di euro con un patrimonio netto di 22 milioni. Inevitabile affrontare la questione dei dazi in una giornata particolare segnata dal rimbalzo dei mercati, dalla controffensiva dell'Unione Europea, dall'iniziativa della Presidente del Consiglio Meloni che valuta aiuti alle imprese italiane, se necessario, e nel frattempo cerca il dialogo con gli Stati Uniti. La vedo un po' critica, però non mi fascerei la testa prima di avere la certezza. Per il momento portiamo a casa i risultati. Una cosa che non ho detto, io personalmente sono abituato che oggi come oggi bisogna goderci il momento, ma allo stesso tempo siamo pronti a stringere i denti se le cose non andranno come vogliamo. A fare da ammortizzatore sarà l'unione con Caseifici Gran Terre, che ha permesso a Lattebusche di rafforzare il legame tra grana padano e parmigiano reggiano. Calati nel locale, i problemi, se possibile, superano i timori dei dazi a stelle e strisce. Gli agricoltori della montagna affrontano tutte le difficoltà degli agricoltori della pianura. In più hanno una situazione morfologica completamente diversa che incide su tutti i costi di produzione. Lattebusche oggi conta 290 soci e 300 dipendenti, qualità e innovazione le fondamenta sulle quali è stato costruito il successo, con impegno e visione. Lattebusche è la prima in Italia che nel 1980 ha iniziato a pagare il latte a qualità. Oggi lo dico a voi perché non l'ho detto prima, mi sono dimenticato, tra tutto qualcosa si dimentica. Noi col 1° gennaio abbiamo aumentato i premi sulla qualità, quindi questo proprio a dire che è la nostra carta vincente. Vetrina milanese per la Mobile Home, protagonista del villaggio olimpico in fase di allestimento a Fiames di Cortina. In occasione dell'inaugurazione della Milano Design Week, il presidente FAITA Federcamping Alberto Granzotto ha illustrato le peculiarità delle casette. Saranno 377, ospiteranno gli atleti di Milano Cortina 2026. Terminati i giochi, le casette avranno una seconda vita e saranno inserite in altri contesti, come ad esempio il settore del turismo open air, sempre più diffuso e destagionalizzato. Grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci.